Amici bellini, lo so, perdonate il ritardo, è notte per voi, per me è pomeriggio, ma insomma sono usciti questi nomi delle premiazioni del Festival del Calcio Italiano, insomma, che poi avverrà penso tra una settimana, però già sono usciti nomi, quindi noi per sfizio possiamo dirceli, possiamo raccontarceli e possiamo commentarli. Voi mi dite per esempio, cominciamo! Allora, Peppe Dark tra gli ultimi iscritti e lo ringraziamo, e io poi devo ringraziare un po' tutti voi perché YouTube è stato carino, mi ha fatto un recap di tutte le cose, quante visualizzazioni, quante cose, quindi il mi piace lo lascio io a voi, voi lasciatemelo perché siete stati bravi anche quest'anno e i numeri crescono e mi voglio divertire a sfoggiare un po' di numeri, non è, anche perché il video esce tardi, quindi se ve lo vedete in pochi, e quei pochi che se lo vedono fedelissimo possono anche condividere con me questa gioia, insomma è un ringraziamento alla mia community, fa piacere condividere i bei numeri, e mi sono preso un po' di screenshot che adesso, visto che siamo di qua da quest'altra parte, possiamo sfoggiare. Ma prima di parlare dei numeri miei è interessante parlare dei numeri del Napoli, perché come vedete, e adesso leggo tutto perché ho fatto gli screenshot e li leggiamo insieme. Raspadori e Di Lorenzo premiati al Festival del Calcio Italiano, saranno premiati lunedì 19, vedi come dicevo, proprio allo stesso Festival del Calcio Italiano. Ben due calciatori azzurri, Jack Raspadori e il capitano Giovanni Di Lorenzo, sono infatti premiati per quanto messo in mostra nell'anno solare. Il giovane attaccante partenopeo è presente nella top 11, mentre il capitano azzurro ottiene il premio non solo come miglior difensore ma anche come miglior calciatore dell'anno, quindi doppio premio, e diciamo così. Ma sono 4 i premi fondamentalmente, perché nel titolo ci sono 4 forse 3 giocatori del Napoli, però 4 premi, perché non bastano questi due ma viene premiato anche Gaetanino, ma andiamo a vedere bene. Poi però io qua chiedo a voi nei commenti, perché la top 11 non rispecchia necessariamente, cioè se Di Lorenzo è il miglior difensore della Serie A del calcio italiano, è anche il miglior giocatore dell'anno, perché nella top 11 c'è Sepe, Faraoni, Mancini, Bastoni e Biraghi? Non capisco. E voi mi direte, ma può essere che, sai come si fa ultimamente, pur di premiarne di più quelli che sono miglior difensore dell'anno ma anche miglior calciatore, non viene messo nella top 11, e non è detto, perché se andiamo a vedere altri screenshot, vediamo, vedi? Vicario per esempio, su tutti penserebbero Vicario meriterebbe di essere nella top 11, Provedella anche, però vedi, miglior difensore Di Lorenzo, però miglior attaccante è Ciro Immobile, che sta nell'11, nella top 11. Allora non capisco onestamente, e mi potete dire se voi nella top 11 avreste sicuramente avrei messo Vicario, sicuramente Pellegrini ci deve stare, Di Lorenzo miglior calciatore e anche miglior difensore, Parisi come giovane calciatore, Candreva eccetera, vedi Candreva che poi miglior gol, e poi ci sta. Quindi è un po' strano, c'è Pioli, c'è Italiano, c'è il Milan, c'è Nervolino, non facciamo polemiche, è un video leggero, e poi miglior dirigente qua è Paolo Maldini, e lo sappiamo. Andiamo a vedere pure quelli della Serie B, perché se no andiamo in difficoltà. Combinazione? No, questa è un'altra cosa, mi trovo facendo, leggiamo pure, no, perché questa è un'altra, tra le migliori, le prime 11 sfide tra gennaio 2012 da gennaio a l'Atalanta perde 11 volte con la Juventus. Seguono poi altre 7 partite in cui l'Atalanta perde. Bilancio finale di 18 partite tra Atalanta e Juventus: 13 vittorie della Juventus, 5 pareggi e 0 vittorie dell'Atalanta, 44 punti alla Juventus e 5 punti all'Atalanta. Si tratta di puro caso, ci fa sapere Paolo Ziliani. Ma Paolo Ziliani è quello che sta arrangiato con la Juventus e quindi non conta. Miglior direttore sportivo, come stavamo dicendo, Sabatini e Giuntoli. Miglior addetto stampa, miglior arbitro Sozza, Parisi, rivelazione come miglior giovane eccetera eccetera. Premio alla carriera. Qua
fare una bella insalata, Fellaino, Moggi e Ribéry, e quindi questo è combinazione, resi ancora più evidente il confronto con l'Atalanta avuto con i competitor per esempio con il Napoli, con la Roma e con il Milan. Contro il Napoli l'Atalanta che ha vinto 7 volte, pareggiato 7, cioè parità perfetta. Cioè con Napoli e Atalanta 25 punti a testa rispetto ai 44 che ne fa la Juventus così, ma non c'entra, perché poi nelle prime 11 l'abbiamo visto già, e quindi sono cose casuali. Nella Serie B, ecco, qua perché vedi facevo un po' di confusione con i vari screenshot, e qua è pure per il Napoli, perché miglior centrocampista dell'anno Gianluca Gaetano con le sue prestazioni con la Cremonese, quindi Pirola, Iannarilli, Coda, Gatti ovviamente, Fagioli, e quindi un po' di soddisfazione anche per alcuni giocatori del Napoli. Questa l'abbiamo vista, questa cosa qua non c'è bisogno di sottolinearla, alla fine non ne parla più nessuno, perché bisogna essere garantisti e bisogna aspettare. Ma che pulita spettacolo, ma si vede che è evidente che c'è stato il dolo, ma senza, e se sempre per caso vi venisse per cassi vi venisse voglia di controllare per curiosità il comportamento di un altro amico, lo Scanzuolo, e vi capitasse di notare che nelle 14 sfide contro la Juventus 10 sconfitte, 3 pareggi e 1 vittoria, quindi 6 punti hanno conquistato contro i 33 lasciati alla Juventus, mentre contro l'Inter lo score del Sassuolo 7 vittorie del Sassuolo, 2 pareggi e 5 sconfitte, 23 punti, 23 punti conquistati dal club della Juve, i 17 lasciati. E il caso è sicuramente un caso, e quindi noi non ci ingrippiamo più di tanto, però Brian Rips, dovete cercarlo, è un mio cantante, artista, chitarrista con cui lavoro. Ragazzi, vi devo dire la verità, ora, a parte gli scherzi, il sarcasmo e l'ironia, nel 2022, e poi lo metto qua poi in post produzione, 1.9 milioni di visualizzazioni totali, cioè 2 milioni di visualizzazioni, e fatemi togliere un po' di soddisfazione, 17 milioni di minuti totali visualizzati, 250.000 mi piace, 250.000, non so se mi spiego, lasciate il mi piace anche a questo video qua, 3.000 nuovi iscritti nell'anno, che non è poco, perché siamo piccolini, parliamo solo del Napoli, non parliamo spesso delle altre squadre, e spesso siamo troppo ironici e la gente lascia il non mi piace, non si vogliono iscrivere perché è difficile dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ma io così me la sento, e ovviamente facevo bene a sentirmela così per tutto il 2022, perché poi escono delle cose. Se poi voi volete mettere la mano sul fuoco che tutto è normale e tranquillo, fatelo tranquillamente, non c'è problema. Ottobre è stato il mese con il maggior numero di visualizzazioni. Tra i miei video più visti dell'anno, ovviamente una delle più belle, delle reaction, è quella di Lazio-Napoli 1-2, quel gol di Fabian. Poi Sono in lacrime, ovviamente più recente, è Napoli-Liverpool 4-1, una notte magica, e poi Macedonia-Georgia. Questo è importante perché si stava cominciando a sviluppare il pensiero di Kvaratskhelia, dobbiamo capire com'era, e Kvaratskhelia era impressionante, quindi anche questo è stato un video molto visto. E poi tra le varie live, e io vi prometto che riprenderò con le live al più presto, mi devo organizzare, sto facendo molto che fare nella vita reale, 25.000 minuti totali di live streaming, quasi 350.000 visualizzazioni in live streaming, mamma mia, è il live streaming più visto, e sono contentissimo che sia questo, Orizzonti Azzurri, con Paolo Del Genio e Guido Gentile, che ebbe molto, molto successo, fa piacere ricordarlo. Signori miei, video leggero, ovviamente io perché vengo dal futuro, io vengo dal passato, cioè io faccio questo video e poi ci sarà proprio il video con la premiazione tra una settimana, ma noi anticipiamo i tempi, perché se non esce niente io non vi posso parlare di mercato, che adesso Sirigu non si sa se il Napoli deve prendere un portiere. Demme, la questione Demme l'abbiamo secondo me risolta, è inutile fare nomi. Secondo me il Napoli sta seriamente pensando che se Demme lascia sarà Gaetano quello che prenderà il suo posto, perché ci dà almeno un po' più di fisicità rispetto a Demme, e secondo me lo ha già scavalcato nelle gerarchie, e Spalletti lo sta provando nel caso in cui venisse a mancare Lobotka, e dovrà a un certo punto anche lui riposare. Vediamo Zanoli quanti minuti avrà a disposizione, e noi con calma, sempre con la calma che ci contraddistingue, con la prudenza e con un certo garbo,
poi le cose le dobbiamo dire, quando le dobbiamo dire, perché le dobbiamo dire, però sempre con garbo. Ci godiamo il percorso, ci vedremo le ultime partite di questo mondiale, che io sarebbe bellissimo vedere Croazia e Marocco, però è impossibile perché sono troppo forti quelle altre due e sembra già indirizzata, però il calcio è imprevedibile e quindi nessuno ci può vietare di simpatizzare un po' per la favola africana del Marocco e per quella Croazia, che io vedo sempre sto fatto di Modric che è una cosa spettacolare. Quindi con calma, si avvicina, lo so che sta salendo, a me sta salendo già la febbre dell'Inter, ma ci dobbiamo pensare più in là perché ci sono 2 amichevoli ancora per il Napoli, confermata quella con il Lille di cui si parlava, quindi si dovrà fare l'amichevole col Villarreal al Piol Reina e poi l'amichevole con Lille e niente, divertiamoci. Io non posso che ringraziarvi per tutto il vostro supporto quotidiano e cercherò di non farvi mancare contenuti, ecco, contenuti anche quando non c'è niente da dire. Mi devo sforzare perché anche un saluto secondo me è una cosa di cortesia. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi raccomando fate i vostri calcoli e vedete se i club amici di quelli là giocano sempre al massimo per far essere competitivi oppure no. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.